Violentissimo scontro tra due auto alle 9 di stamattina allo svincolo autostradale tra Monfalcone Est e Duino, direzione Trieste. Una donna è morta carbonizzata dopo che la sua auto ha preso fuoco. Si tratta di una 56enne, Parashiva Utu, di origine romena e residente a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. Stando a quanto si apprende, l'uomo, 49 anni, sloveno di Capodistria, Ales Gomoli, con la propria auto ha percorso la carreggiata est in direzione Trieste in contromano. L'auto viaggiava ad alta velocità e il conducente ha finito la sua folle corsa impattando violentemente contro il veicolo della 56enne che procedeva nella corsia di sorpasso nella giusta direzione. Lo scontro non ha lasciato scampo alla malcapitata che ha subito il violento frontale. La sua auto ha immediatamente preso fuoco e la donna è morta carbonizzata. L'altro conducente, stando alle informazioni raccolte, avrebbe imboccato la strada nel senso di marcia opposto a Fernetti, guidando contromano fino allo scontro. Dopo l'impatto l'uomo è sceso dall'auto dandosi alla fuga a piedi in uno stato confusionale. La sua fuga però ha avuto vita breve. Il responsabile dell'incidente, dopo 3 chilometri percorsi a piedi, è stato intercettato dalla polizia stradale, atterrato e ammanettato e portato a Cattinara sotto shock. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, l'Eli Soccorso, il 118, il personale di Autovie Venete e la polizia stradale. Alle 9:45 è stato chiuso il tratto tra Monfalcone Est e Duino e lo svincolo di Monfalcone. È stato chiuso anche il tratto tra Sistiana e Monfalcone Est in direzione Venezia per consentire l'arrivo dei soccorsi. Le code si sono formate tra la barriera dell'Iserter e di Puglia per chi viene da Venezia e il traffico è stato indirizzato dopo il casello autostradale dell'Isert verso la strada statale 14. Pesanti disagi al traffico, con la statale occupata da colonne d'auto a passo d'uomo fino al ritorno in strada costiera per andare a Trieste.